Ancora un'edizione di Calici di Stelle, questa volta ci troviamo a Sennori con l'assessore Elena Cornalis a presentare questo evento che insomma anno dopo anno si ritaglia uno spazio importante per quelle che sono le attività produttive ma soprattutto le eccellenze di questo territorio. Siamo qui a presentare Calici di Stelle, che è la sua 16ª edizione a Sennori. Sennori è stato uno dei primi paesi che ha aderito alla manifestazione di Città del Vino. Oggi qui abbiamo voluto tutte le associazioni che partecipano alla realizzazione di questa manifestazione. La manifestazione è corposa, avremo qui sia le associazioni religiose, le associazioni culturali, i produttori e le cantine che ovviamente sono i protagonisti. Il vino è il protagonista, è il nostro prodotto principe, è il nostro prodotto che abbiamo bisogno di sponsorizzare il più possibile, è il nostro territorio. Saranno tutti qua per far capire che Calici si costruisce tutti insieme, amministrazione con tutto quello che è la parte corposa. La parte corposa del nostro paese saranno i veri protagonisti. Abbiamo voluto le associazioni culturali di Sennori per raccontare ai turisti che verranno cos'è Sennori, in modo che potranno tornare. Teatro Envoil sarà il direttore artistico della manifestazione, un valore aggiunto che ci permetterà di vedere le diverse cose all'interno della manifestazione. Quindi berremo degli ottimi calici sotto le stelle, con la possibilità di osservare le stelle grazie all'Associazione Astronomica Turritana diretta da Giannicola Cabizza. Potremo degustare i vini di 10 cantine, Canonao, Cagnulari, Vermentino e anche Moscato, e noi nel ticket del costo di 10 euro mettiamo oltre 5 degustazioni vino, 4 gastronomie, perché crediamo che il prodotto enogastronomico sia molto forte sul nostro territorio. Avremo un antipasto, un primo, una frutta e il dolce, tutto questo sempre per raccontare Sennori, raccontare il nostro prodotto, ma anche perché il segnale forte che deve passare da Calici è quello che si deve bere, ma la moderazione è importantissima, è il fondo, diciamo così, quindi la gastronomia deve aiutare a degustare meno il vino. Quest'anno Calici di Stelle, così come Città del Vino ci consiglia, è dedicato alla luna, ma ancora di più all'allunaggio. Quindi tante le installazioni che si ispireranno a questo, dei nostri artisti, Icca Spano e Antonio Salis, Leonarda Casu e Battesina Casula, Vanni Rocca, ci saranno diverse installazioni. Non vi dico di più, venite a Sennori per scoprire e degustare i nostri prodotti.